Torniamo in diretta dal padiglione 4, più precisamente dallo stand di FISE Veneto. È la 124esima edizione di Fiera Cavalli, che quest'anno è tornata al suo format originale con lo slogan Insieme Vicini. Tantissimi gli appuntamenti, le gare, le manifestazioni sportive, l'intrattenimento, c'è davvero di tutto per questo evento unico, 4 giorni ricchissimi di iniziative imperdibili. C'è l'eccellenza sportiva, c'è l'eccellenza di tutto quello che riguarda il settore equestre, le razze equine, gli show serali con il Gala d'Oro e tantissimi eventi con il tema della sostenibilità, che tra l'altro è il filo conduttore di tutte le iniziative collaterali. 124esima edizione, possiamo davvero dire tornata in sella. Sono oltre 2300 i cavalli di 60 razze, 12 padiglioni da visitare, un totale di 128.000 metri quadrati, 695 aziende espositrici da 25 paesi e, come vi dicevo, tantissimi eventi in programma, ben 200. E allora io vi presento i miei ospiti che sono qui con me per la chiacchierata di quest'oggi, e sono Andrea Olmi, istruttore di terzo livello e docente di etologia, ben trovato, e Gianfranco Zonta, istruttore di terzo livello. Buongiorno. Ben trovato. Allora, oggi con voi parleremo di equilibrio psicofisico con l'uso della palla ginica. Prima però di addentrarci e spiegare insieme a voi questo argomento molto importante, vi racconto che proprio questa mattina c'è stata l'inaugurazione, il solenne taglio del nastro di questa 124esima edizione di Fiera Cavalli. Un taglio del nastro che appunto si è svolto con la presenza del Ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida, insieme a Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, ma insomma le autorità erano moltissime. State vedendo Di Paola, Presidente di FISE Nazionale, Federico Bricolo, Presidente di Verona Fiere, c'era anche il Sindaco della città di Verona, Damiano Tomasi, Armando Di Ruzza, Event Manager di Fiera Cavalli, insomma tantissime autorità e tantissimi momenti, ecco, come state vedendo anche le autorità a cavallo. Ecco, una Fiera Cavalli dunque che è iniziata davvero al suo splendore. Questa mattina, proprio in occasione dell'inaugurazione del taglio del nastro, abbiamo avvicinato il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e abbiamo intervistato. Secondo che cosa ci ha detto? È la più grande fiera al mondo nella regione, che non scherza, in materia di cavalli, 24.700 cavalli, 9.000 allevatori, soprattutto una fiera importante con 2.700 cavalli presenti, 60 razze diverse, 700 espositori che vengono da 25 paesi. Diciamo che se una persona vuole farsi un'idea sul cavallo viene qui, se vuole farsi un'idea sulle bellezze architettoniche e paesaggistiche viene sempre qui. Come si riesce a essere ogni anno così appetibili con questa manifestazione? Beh, siamo veneti, siamo gente seria e quindi abbiamo creduto fino dalla notte dei tempi a questa fiera, è cresciuta assieme ai veneti e porta oggi quell'elemento fondamentale, quel legame indissolubile che c'è tra l'uomo e il cavallo, presente in Veneto in maniera importante. Ripeto, 27.000 equini allevati, dei quali fra l'altro 7.000 sono asini, e dà una dimensione di che rapporto c'è in Veneto con il cavallo. Possiamo dire che è un settore che soffre meno di altri, quello del cavallo, la crisi energetica, il caro carburanti, il caro energia? Ma questa è un'avventura dichiarare una roba del genere. Il cavallo e l'agricoltura in generale comunque pesano, diciamo, l'incremento del costo delle materie prime, se pensi solo ai cereali e a quello che è l'alimentazione dei cavalli, oppure ai sistemi di essiccamento artificiale e quello che è l'utilizzo di energia per essiccare e fare i fieni disidratati o la produzione di mangimi. In generale dico che questo è un allevamento che ci aiuta a fare anche turismo in una regione che ha come prima industria il turismo, 18 miliardi di fatturato. Siamo primi in Italia per turismo e direi che un grande elemento è la promozione del territorio, che cresce a 2 cifre anche quest'anno, e ricordiamoci che noi abbiamo chilometri e chilometri di povie. Il Veneto e l'equitazione dunque
Sono un tuno questo i numeri del comparto in Veneto, una fiera cavalli sempre più appetibile anno dopo anno. C'è stata anche l'occasione per parlare della complessa situazione che sta vivendo il settore dell'agricoltura in relazione anche al mondo equestre. E allora torniamo a parlare del nostro argomento insieme ad Andrea Olmi e Gianfranco Zonta, l'equilibrio psicofisico con l'uso della palla ginnica. Qualche settimana fa è stata fatta una serata di incontro e di condivisione su questo argomento. Parto da lei, Gianfranco, perché avete fortemente voluto creare questo momento di incontro e di condivisione? Il nostro intento è stato proprio quello di portare l'equitazione anche un po' alla base. L'equitazione viene fatta poi per un motivo anche agonistico, ma può essere invece un momento molto importante per le persone per avvicinare un animale che con sé porta anche l'uomo ad essere un po' più attento al presente, al momento presente e viversi nella natura. È un animale che per le sue caratteristiche induce l'uomo a un momento di cura, di riflessione e quindi anche di coscienza, dove noi possiamo ritrovare anche lontano dalla società un momento di riflessione. La serata si incentra anche sull'utilizzo della palla ginnica, perché questo sport ci porta ad usare molto l'equilibrio in sella. Non dobbiamo andare a cavallo tenendoci, ma dobbiamo andare a cavallo riuscendo a conservare il nostro equilibrio. Un equilibrio che è psicofisico perché nasce anche da l'uso corretto di una respirazione. Presumo siano gli esercizi che si possono fare con l'utilizzo della palla. Questi sono degli esercizi che si possono fare comodamente anche a casa. Sono 2 o 3 esercizi base, il seduto sulla palla, in questo caso l'impiedi, che è già molto impegnativo, e l'inginocchio. Entra in gioco quell'equilibrio profondo che è anche fisiologico della scatola del bacino, che in qualche maniera, se noi impariamo a controllarla, stereotipando le nostre azioni, poi a cavallo ci viene facile interpretare l'azione e il movimento del cavallo. Il cavallo è un animale anche in qualche momento irrequieto e noi dobbiamo essere capaci a viverlo serenamente con una preparazione atletica adeguata. La palla è uno strumento semplicissimo ma molto molto utile. Ecco Andrea, la palla è un elemento, uno strumento estremamente semplice ma molto versatile che si può utilizzare anche in questo contesto, è così? Come si può utilizzare in questo Sì. contesto? Allora, proprio per promuovere il cavallo, adesso qua siamo in una sede dove io negli anni ho visto una grossa evoluzione nel nostro sport. E per aggiungere alcuni strumenti proprio al nostro sport, io sono partito con il lavoro del cavallo da terra, con la comunicazione, ma a un certo punto ho visto che non era sufficiente per fare una buona equitazione e scoprendo questi esercizi con la palla ho capito che oltre alla comunicazione non verbale c'è una comunicazione del corpo sul cavallo, perciò tattile, che era fondamentale imparare. E quindi con piccoli esercizi, con uno strumento facile che tutti possono avere, tenere in casa. Economico, soprattutto in questo momento. Senza andare... Sì, ho sempre cercato la semplicità delle cose. E nella palla ho rivisto questa semplicità, proprio perché, come hai detto te, è utile, si muove, ti fa stare con te stesso, anzi è un esercizio che consiglio a tutti di farsi anche da soli, perché è proprio un percorso che uno si fa, come lavoro da terra. Da terra siamo riusciti a cogliere dei momenti del cavallo per creare una leadership molto semplice e questo l'abbiamo fatto durante la serata, perciò siamo partiti da un lavoro di libertà sia del cavallo che della persona, a un percorso di obiettivi da raggiungere e uno strumento come la palla
che ti aiuta a livello agonistico, se vogliamo fare agonismo, ad approcciarsi alle gare. Ecco, tieni ben vicino il microfono perché così a casa Sì. si sentono meglio. Quando proponete questa attività, questi esercizi molto semplici agli istruttori, io credo si propongano, qual è la risposta che avete? Ma io facendo proprio questi corsi agli istruttori vedo che rimangono stupiti quando la provano. Quando la provano si rendono conto di come sono messi. E devo dire che molti l'hanno adottata, l'hanno comprata, poi non sempre è facile inserire nuovi esercizi in una routine, però già cominciando a conoscerla e avendola a casa o portandola in scuderia si sale e si prende consapevolezza un passo alla volta, fino a quando ci saranno poi dei programmi di esercizi di rieducazione, che secondo me sarà un po' il futuro della preparazione di un atleta. Ecco Gianfranco, poi quando la propongono agli allievi devono per forza averla provata e averne testato, diciamo così, l'utilità. Allora, secondo me è utile averla in scuderia, tanto costa poco, anche di varia misura, perché bisogna prenderla della misura giusta, non deve essere troppo grande e neanche troppo piccola, perché dobbiamo stare in equilibrio e quindi non si deve toccare con i piedi. I ragazzini, secondo me, loro la vivono molto dal punto di vista della novità e anche della sorpresa, e si rendono conto di quanto all'inizio l'equilibrio posturale gli manca, perché cercano di tenersi da tutte le parti e invece si concentrano sul correggere con i loro muscoli, ovviamente, la postura per l'equilibrio. Poi c'è l'aspetto emotivo che è molto importante, ecco la relazione cavallo che sente le frequenze cardiache del cuore del cavaliere e quindi la capacità di mantenere un equilibrio sì fisico ma anche emotivo, in quanto attraverso l'uso corretto della respirazione possiamo abbassare i battiti. E noi che facciamo uno sport molto impegnativo e difficile con un animale che può costantemente cambiare le falcate di galoppo, dobbiamo avere questo equilibrio, dobbiamo avere una piattaforma, diciamo, di prova per almeno andare ad ginnasticare quel momento. È proprio un momento che ce l'hai quando vai a saltare, molto spesso, che deve essere regolato da un corpo rilassato ma presente, in equilibrio. Così aiutiamo i nostri cavalli sicuramente. La cosa interessante però è che chi magari vuole solo avvicinarsi a questo sport, stando vicino al proprio animale da terra e quindi avere una relazione, una comunicazione con lui, ma allo stesso tempo poter sentirsi anche diciamo atleticamente pronto, lo può fare con facilità, senza grossi diciamo impegni. Facilità, non è facile la palla, però ti stimola, è un po' come suonare uno strumento, devi ripeterlo tutti i giorni, poi quando lo assumi diventa sicuramente più facile, perché è un atteggiamento stereotipato. È un mettersi alla prova alla fine? Assolutamente sì. Le sfumature del tuo pensiero e del tuo corpo, che sono quelle sfumature che ti fanno diventare il professionista, se no bazzichi un po' di qua e un po' di là. Invece questi accorgimenti, questa attenzione che tu devi avere per mantenere questo equilibrio, questo pensiero, questo sguardo anche che tu poi proietti verso i tuoi obiettivi, crei una visualizzazione dell'obiettivo. Andrea, ti leggo questa frase: è necessario partire dall'osservazione del cavallo per fare una buona equitazione. È d'accordo? È fondamentale, perché osservo, interpreto e interagisco. Se non continuo a osservare non posso interagire correttamente, perciò il continuo guardarlo, che possiamo dire anche ascoltarlo, è proprio questo: sapere come poter interagire, interpretare
faccio un'ipotesi di un'interpretazione, perché possiamo parlare solo di ipotesi, però lì piano piano con gli errori, prove ed errori, riusciamo ad ottenere un principio di comunicazione. Quindi è osservando il cavallo, quindi facendo un po' una lettura molto attenta anche del suo comportamento, che noi riusciamo ad avere degli input su come approcciarci a lui. Assolutamente, sono proprio quelle sfumature di cui parlavo prima. Se riesci a cogliere queste sfumature, questi atteggiamenti, questi messaggi, questi respiri che il cavallo ti dà, questo ritmo che il cavallo ti dà, allora riesci ad armonizzare il tuo corpo al suo. Un'osservazione del cavallo che si fa come prima cosa a terra, possiamo dire, e quindi si riesce un po' in qualche modo ad entrare in relazione, ad avere un primo approccio e una prima confidenza con l'animale. Assolutamente, perché nelle caratteristiche tipiche della specie del cavallo c'è proprio quella della collaborazione e del legame, proprio fa parte della loro realtà di vita. Quindi quando riesci a creare questo legame con il cavallo in maniera semplice, con piccoli movimenti, ma ti accorgi quando stai insieme, sei in armonia col corpo, è come due persone che devono mettersi a ballare, quando trovano il ritmo e l'armonia, il ballo un passo diverso o un passo alla fine riesce. Viene quasi da sé. Viene da sé, poi sarà il cavallo che ti conduce, saranno i tuoi pensieri che ti portano a raggiungere gli obiettivi. Ecco, appunto, quando proponete questi esercizi agli istruttori, credo sia sempre molto interessante anche osservare un po' la loro reazione. Vengono ai vostri corsi e quindi cercano anche in qualche modo di mettersi alla prova, proprio perché quel bagaglio che acquisiscono lo possono poi trasmettere agli allievi nella maniera più completa possibile. Gianfranco. Sì, noi abbiamo fatto una serata inaugurale e vorremmo anche riproporle queste serate, anzi verranno sicuramente riproposte. C'è molta curiosità, questo è importante. Nel momento in cui, scusa, mi dicevi... Nulla è scontato poi, tra l'altro, quando si trasmettono questi piccoli accorgimenti anche agli istruttori. Sì, la novità c'è. C'è sempre da imparare, no? Sì, anche per chi è un cavaliere esperto la novità c'è. Sicuramente. Quando si sale sulla palla, se non si è mai provata, c'è tutta una serie di muscoli che sono tantissimi che entrano in gioco, tanto che non si riesce a fare qualcos'altro. Quando sei sulla palla non puoi parlare, non puoi fare nient'altro perché sei talmente concentrato. Qualche persona addirittura si affatica, quasi gli viene l'affanno, cioè sai quella sensazione dove hai la testa piena, ma indubbiamente bisognerebbe poi capire che nell'uso della palla e nella possibilità anche di fare altro quando si è sulla palla, ecco lì secondo me si riesce a capire effettivamente dove ti porta la palla. Quando abbini il respiro riesci a capire che attraverso l'equilibrio anche emotivo hai più controllo della muscolatura, della tua postura. Lì scatta la differenza. Un cavaliere che fa questa attività da tanti anni la conosce, ma i ragazzini oppure gli amatori non credo che arrivano a provare questa sensazione, che possono già averne una prima esperienza con la palla. Gli istruttori sono stati curiosamente colpiti, sicuramente la prendono, la comprano e la provano. Bisogna ovviamente come istruttore essere capaci di usarla per poi ovviamente farla usare anche ai propri allievi. Ecco Andrea, dicevamo che l'aspetto emotivo è molto importante, ecco perché nel vostro metodo, ecco, nelle serate che avete proposto, c'è anche la presenza del mental coach, no? Sì, perché dà delle indicazioni
a gestire queste emozioni, a riconoscere queste emozioni che anche noi, parlando con Olimpia, con la dottoressa Olimpia, ci ha spiegato in pochissime parole quali sono le emozioni e come possiamo anche gestirle e rivedere, perché magari ne conosciamo il nome ma poi non sappiamo effettivamente riconoscerle dentro di noi, e invece l'altra volta con poche parole ci ha spiegato esattamente quali sono e come si possono un po' indirizzare. Mettendo insieme tutto questo, penso che l'approccio nostro al cavallo e quindi alla natura in generale, a questo mondo qua, può essere avere un'aggiunta proprio maggiore, può essere, possiamo dire, moderno. Io ho visto che l'uso della palla ormai esiste e strumenti simili esistono in quasi tutti gli altri sport. Abbiamo bisogno adesso di esempi comportamentali di campioni, di istruttori, di atleti che facciano vedere ai giovani come ci si prepara. E anche insomma l'importanza e i benefici che possono portare questi strumenti semplicissimi che abbiamo detto e che poi hanno effettivamente dei benefici importanti. Guarda, i benefici credo che uno si accorga già solo salendo, fa un'analisi di sé e dice: sento cosa può cambiare dentro di me. Ci si accorge da soli. Gianfranco voleva aggiungere qualcosa? Sì, la dottoressa Olimpia Guazzo è una amazzone che ha grande esperienza. Lei ha proprio spiegato dov'è proprio il nesso nel controllo proprio dell'emotività e questa emotività, che è l'aspetto più importante quando si parla di un cavaliere freddo, è proprio questo, questa capacità che o è innata, ma non è detto che una persona la possa anche piano piano allenare. Non dimentichiamo che noi uniamo la palla a una relazione col cavallo. Per noi è fondamentale questo binomio, dove la palla ci istruisce non solo fisicamente ma anche emotivamente e mentalmente, attraverso un linguaggio con il cavallo che noi intanto abbiamo già intrapreso. A noi piace pensare che tutto parte da un lavoro da terra, sempre, e poi in sella. Dove si mette la palla? La palla si mette quando si è a casa, quando non si è in sella, ma poi viene automaticamente inserita. Ecco, il connubio è fondamentale. Non dimentichiamo che la relazione, la comunicazione col cavallo, che muove le orecchie, muove gli occhi, muove il naso, muove la bocca, è infinita. Dobbiamo saper leggere questa espressività e poi allenarci con uno strumento che ci permette a risensibilizzare il nostro corpo. Anche questo è un aspetto che il nostro corpo da considerare. Adesso quando ci mettiamo sulla palla ci viene da dire: ma è impossibile, cado. In realtà il nostro corpo, lo sappiamo, è pigro. La volontà, stimolata dalla curiosità, deve diventare un motivo stimolante. Certo. Andrea, in chiusura, questo è un po' il futuro, potremmo dire? Sì, è la partenza per riordinare un nuovo futuro, cioè è il concetto di massima libertà, perciò cavallo libero, tu libero, sulla palla libero, per poi avere una consapevolezza e un utilizzo corretto dello strumento che fa parte proprio dell'evoluzione dell'uomo, no? L'uomo poi arriva a utilizzare lo strumento, ma per utilizzarlo bene devi partire da un concetto di libertà assoluta. Proporrete altre serate di informazione, di condivisione? Come possiamo... Certo, questa sarà una cosa che metteremo in programma, cercheremo, se con l'organizzazione di Gianfranco e tutto passeremo magari anche in scuderie che vogliono provare questo, sicuramente lo facciamo. Voleva aggiungere qualcosa Gianfranco? Prego. Queste serate poi inviteremo anche altre persone che hanno un approccio molto naturale con il cavallo, cioè dall'agopuntura, cioè in modo da noi abbiamo un corpo, ce lo curiamo,
Il cavallo sicuramente non parla, ecco, vorremmo anche portare le persone e stimolarle ad una cura del cavallo più naturale possibile. Poi quando serve anche l'aspetto ovviamente medico, ma ho visto che anche con degli strumenti come adesso va l'agopuntura laser, si possono avere grandi risoluzioni dei problemi attraverso la conoscenza di dinamiche del cavallo che ti dice: ho male i cervicali, ho male la schiena, ho una tensione muscolare nella zona posteriore, e questo modo di interrogare il cavallo per noi è un grande aiuto, e quindi vorremmo anche inserire questo, invitando sempre persone nuove per arricchire di contenuti la serata. E che possano apportare appunto nuovi contenuti. Grazie ad Andrea Olmi e grazie a Gianfranco Zonta per averci parlato di questo metodo, di avercelo spiegato, di averci un po' raccontato, ecco, anche che cosa può portare e quali possono essere i benefici. Grazie davvero. Grazie dell'ospitalità. Grazie a voi. Noi siamo in chiusura. Io vorrei ringraziare per la giornata di oggi Italo, Alessandro e Luca dalla regia e alla Camera. Continueremo a raccontarvi naturalmente questa 124esima edizione di Fiera Cavalli, quindi rimanete sintonizzati sui nostri canali social perché abbiamo ancora molto da raccontarvi e lo faremo anche nei prossimi giorni fino a domenica. Grazie per averci seguito fin qui e buona giornata.